Guardi, io posso solo dirle che abbiamo il documento in mano, che è la famosa legge quadro che dovrebbe dar l'avvio alla trattativa finale. Le dico che così è irricevibile, nel senso che deve essere modificata. Vedremo se da qui a venerdì, che dovrebbe essere la giornata di chiusura, le nostre modifiche, quelle che proporranno ovviamente gli accademici, il nostro comitato scientifico, saranno accolte oppure no. Noi vogliamo l'autonomia vera. Se da parte del governo c'è la volontà di dare autonomia vera, si firma subito. Bozza della legge quadro sull'autonomia inaccettabile, secondo il presidente Luca Zaia, che si prepara al confronto venerdì prossimo con il ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia. Il Veneto presenterà le proprie controproposte. Tra i punti da rivedere, spiega il governatore, quello finanziario. C'è tutto un tema sulla finanziabilità dell'autonomia, sui trasferimenti alle regioni, che è molto vago, molto fumoso, non ha dei criteri, dei principi, dei parametri prestabiliti, per cui noi non possiamo affrontare il mare aperto senza avere in mano una mappa e capire dove dobbiamo andare. Le bozze non si devono sottoscrivere, si devono discutere, manda a dire Boccia, disponibile al confronto con Zaia per migliorare, dice il documento. Zaia, che rimane quindi concentrato sull'obiettivo autonomia e sugli ultimi 8 mesi di mandato, lo sottolinea per chi lo vorrebbe a Roma al fianco di Matteo Salvini in caso di vittoria della Lega alle prossime politiche. E l'impegno in Veneto comporta anche la tutela della comunità ebraica dai crescenti, preoccupanti rigurgiti di intolleranza e negazionismo, gli stessi che hanno costretto la senatrice Liliana Segre a essere scortata. È emblematico che una signora che è stata in campo di concentramento, che porta ancora il tatuaggio con il numero di matricola, era bambina, ricordiamolo, in quel contesto, e sia costretta ad avere una scorta per essere tutelata da qualche idiota. Si vada giù con la mano pesante, si puniscano questi disgraziati. La mia solidarietà va non solo a Liliana Segre, ma va alla comunità ebraica, quella del Veneto in particolar modo, e assolutamente non permetterò mai che nessuno metta in discussione la presenza della nostra comunità in Veneto.